la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo.
Solo musica indipendente con Sammy Varin, ma ogni tanto qualche strappo alla regola lo facciamo. In questo caso, è uscito dopo 16 anni il nuovo album dei The Cure. E che faccio? Faccio finta di niente. È Fragile Thing, la nuova canzone dei The Cure, un intero album da scoprire per i fan. Esce un album dei Cure e se ne va Quincy Jones, ragazzi. È morto il gigante della musica. Quincy Jones ha prodotto i più grandi successi, collaborò con Sinatra, Michael Jackson, sua e la famosissima We Are the World, ma anche Ainhoa Corrida e moltissimi altri successi. Accidenti. 11:10. Buongiorno, si fa per dire con le belle buone. C'è qualche buona notizia? Qualcuna, la tiriamo fuori, certo, dalla rassegna stampa ci abbiamo provato. Il buongiorno quindi si sente dal Varin, Sammy Varin in vostra compagnia fino a mezzogiorno su Radio Libertà. Non abbiamo ancora salutato abbastanza Andrea, che è al di là del vetro che non c'è. Piacere di ritrovarti su queste frequenze, come ho il piacere di trovare su questa frequenza qualcuno che ci darà delle buone notizie, dei buoni consigli per l'azienda che ognuno di noi porta avanti per fare qualunque tipo di informazione attraverso internet. E in effetti, fammelo un po' vedere, abbiamo con noi Andrea Leti. Buongiorno Andrea. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Mai come adesso abbiamo bisogno di buoni consigli per fare informazione, per far conoscere la nostra azienda e soprattutto per cercare anche di guadagnare con quello che la nostra azienda produce e può commercializzare attraverso internet. Mi ha colpito il titolo del tuo libro, Questo sito funziona. Un libro proprio dedicato a chi vuole inventare un sito internet che si faccia notare, ma soprattutto che faccia guadagnare, cosa di cui abbiamo estremamente bisogno. Ma partiamo da zero, perché Andrea Leti, che ha scritto questo libro che si chiama Questo sito funziona, e tra poco ci dirai dove trovarlo, non è il primo che passa, è uno che di esperienza se n'è fatta proprio sul campo, facendo tanti lavori, e tra cui anche alcuni piuttosto importanti. Andrea, vuoi riassumere che cosa stai combinando in questi anni? Allora, grazie Sammy. Sì, diciamo che negli ultimi anni mi sono focalizzato molto nell'aiutare gli imprenditori a raggiungere risultati, perché in tanti anni di speech fatti, di interventi fatti anche su palchi abbastanza importanti con 700-800 persone davanti a me, mi sono reso conto che molti imprenditori che hanno la voglia di investire nella propria attività e quindi hanno deciso giustamente di occupare quello spazio online sempre visibile che è il sito web, in realtà si sono ritrovati molto spesso vittime di, diciamo, non proprio truffe, non proprio raggiri, ma di quei lavori che sembrano quasi, sai, la ristrutturazione della casa, no? Quando dobbiamo ristrutturare casa, oggi non hai più la garanzia, fai il segno della croce e dici speriamo che vada bene. Ecco, con i siti web negli ultimi 20 anni praticamente è stata la stessa identica cosa. Molti imprenditori volevano investire, hanno provato ad investire nella propria attività, nel creare il proprio sito web, e si sono ritrovati con dei lavori che non erano proprio orientati alla generazione di risultati. Quindi ho deciso di aprire l'armadio e far vedere lo scheletro e mettermi letteralmente contro, a favore proprio della libertà, e mi piace molto il fatto che sia proprio la libertà a farmi parlare di questo, perché io che oggi sono un imprenditore mi rendo conto che l'unica cosa che conta sono i risultati, e vedere tanti smanettoni, web developer, ma anche oggettivamente spesso a delle agenzie serie,
pensare solo ai propri interessi e non fare gli interessi del cliente, diventa un boomerang alla fine. È vero, è vero, è vero. E molta gente poi si disappassiona, si ammoscia e magari cerca altre vie, quando invece io personalmente sono del parere che bisogna utilizzarle tutte le vie. Prima di tutto, certamente, internet, che se utilizzato bene può davvero dare dei buoni risultati. In questo Libellum, questo sito funziona, si chiama così la pubblicazione di Andrea Leti, ci sono semplici, facili consigli per l'imprenditore che vuole creare un sito che crei profitto, che faccia guadagnare. E allora facci qualche esempio, perché sono esempi che poi si possono applicare nel lavoro di tutti i giorni e che non sempre tutti fanno. Perché a volte si ha proprio paura. Io ho letto, ad esempio, imparare a delegare. E mai come oggi, signori, c'è il famoso centralismo anche nel lavoro, cioè faccio tutto io, non mi fido di nessuno, eccetera. E poi, insomma, si sa che se ti riempi di lavoro fino a qua, probabilmente poi la qualità ne risente. A te la parola, Andrea. Allora, partiamo dalla fine. L'importanza di delegare oggi per un'impresa è oggettivamente importante. L'imprenditore che riesce a fare tutto, soprattutto nel mondo dei social, che di fatto si è dimostrato essere un nuovo lavoro per le attività. Una volta non esistevano Facebook, Instagram, non c'era tutta questa necessità di farsi pubblicità, anzi una volta la pubblicità era appannaggio dei pochi, era appannaggio di chi aveva un po' più di soldi, si poteva permettere di promuovere, di creare delle attività promozionali, di occupare degli spazi in città attraverso cartelloni, volantinaggio, eccetera, eccetera. Da quando è nato il mondo social, di fatto le aziende avevano bisogno di un altro tipo di figura professionale all'interno, che quindi avevano veramente bisogno di creare un ufficio marketing interno, perché mai la concorrenza è stata così vicina. E allora perché il sito web oggi diventa un asset che le aziende devono avere? Sammy, partiamo da una domanda molto semplice. Se andiamo su Google, su un qualsiasi motore di ricerca, e chiediamo, oggi addirittura anche l'intelligenza artificiale, e chiediamo un'informazione, ci restituisce sempre una lista di siti web. Quindi, se vai su Google e Google ti restituisce siti web, come può oggi un'azienda pensare di non averne uno? Soprattutto quando, notizie di qualche giorno fa, le intelligenze artificiali adesso riescono ad accedere a internet, quindi sempre di più cercheranno informazioni sulle aziende sui propri siti web. Quindi creare un sito web oggi non è solo il bigliettino elettronico, il sito web vetrina è morto e sepolto. Oggi dobbiamo creare un sito web che sia orientato al marketing, che sia funzionale alle dinamiche aziendali. Perché? Perché non sono tutti uguali i siti web. Un sito web per un'azienda locale è diverso dal sito web di un'altra azienda locale. Ti faccio un esempio molto semplice. Nel momento in cui tu cerchi una pizzeria, un parrucchiere, un'azienda in cui tu puoi oggettivamente aprire la porta e entrarci, un ristorante, un pub, se cerchi il sito web del pub, probabilmente le prime cose che ti salteranno all'occhio saranno il menu, e quello di cui hai bisogno sicuramente è almeno il numero di telefono, perché se entriamo sul sito web di un ristorante, probabilmente, con buona probabilità, vogliamo prenotare, o quantomeno ne abbiamo l'intenzione. Ovviamente questo tipo di dinamica, quindi di necessità, è molto diversa da un'altra agenzia di servizi, decisamente molto diversa. Diciamo, non chiamiamo così frequentemente, con una certa leggerezza, lo studio legale di qualcuno o il medico rispetto a una pizzeria per prenotare un tavolo, giusto? Sei d'accordo con me? Vero, vero, vero. Quindi oggi dobbiamo creare un sito web che sia per l'azienda. Quindi molto spesso un sito web che ha bisogno di un'attività che si chiama lead generation prima, quindi acquisire i contatti di potenziali clienti e trasformarli in clienti successivamente, o invertire la rotta, la dinamica in base all'attività. E questo è molto importante per l'imprenditore comprendere,
chi hai davanti quando stai pensando di delegare il sito web. Nel mio libro, come avrai visto, io ho spiegato anche all'imprenditore che ci sono delle situazioni in cui può generarsi, può crearsi, svilupparsi il sito web da solo. Però allo stesso tempo invito a valutare il fattore valore-tempo. Che significa? Significa che ognuno di noi ha un costo orario che deve iniziare a capire, a calcolare, perché diventare web designer di se stessi è un'abilità che all'imprenditore oggettivamente non serve per generare risultati con la propria azienda. Cioè, piuttosto l'imprenditore che non sa farsi il sito web, piuttosto che perdere tempo, togliere tempo alla famiglia, delegare altre attività, deve delegare quelle cose che tanto sicuramente non gli serviranno in futuro e piuttosto concentrarsi un po' di più sul marketing. Per questo i siti web devono essere marketing oriented, devono generare contatti e clienti, non solo essere un catalogo online. Vedi, bisogna essere anche sinceri ogni tanto, guardarsi allo specchio e dire: ma non è che sto perdendo tempo? Punto di domanda. Il tempo è denaro, lo sappiamo. Andrea Leti, questo sito funziona e occhio ai webabbari, a quelli che cercano di venderti qui e là perché ce ne sono, e mai come adesso, signori, è un casino della miseria. Poi ci sono anche gli spioni e da quelli è ancora più difficile fare attenzione a non farsi beccare, ma le raccomandazioni non sono mai troppe. Andrea Leti, chi sono i webabbari, ma soprattutto a questo punto a chi dedichi questo libro e come fare per procurarselo al più presto? Perché sono certo qualcuno di voi sta ascoltando dicendo: sì, sarebbe ora veramente che mi facessi un sito internet coi fiocchi e controfiocchi, perché questo che c'ho è veramente una boiata. Andrea. Allora, il webabbaro è quella figura che ho mitizzato ed è lo sprovveduto, quello che è un bravissimo paroliere di fronte a un imprenditore che è bravissimo nel suo lavoro, però oggettivamente non è un tecnico informatico. Quindi ho dato all'interno del libro una checklist per riconoscere il professionista rispetto al webabbaro. Ecco, quindi è chiaro che di conseguenza il mio libro è orientato assolutamente a ambiziosi professionisti e imprenditori. La parola ambiziosi non è banale, perché non tutti gli imprenditori hanno quel fuoco dentro che li porta a voler crescere. Il libro lo possono trovare sul mio sito web www.andrealeti.it e ti dirò di più, lo do gratis. Mi spiego meglio. Sono talmente convinto che questo libro potrà fare davvero la differenza per gli imprenditori che ho deciso di rinunciare totalmente alle 19,90 € del prezzo a fronte del solo pagamento delle spedizioni. Quindi pagano 4,90 € e gli regalo il mio libro. Perché questo sito funziona è l'esclamazione di tanti imprenditori che mi hanno poi di fatto ispirato nel titolo, che avevano già provato a fare un sito web prima di me e che quindi grazie a questa struttura marketing oriented finalmente sono riusciti a generare contatti e clienti per la propria attività. E quindi quando poi mi dicono: Andrea, questo sito funziona, per me ovviamente è motivo d'orgoglio, però il motivo grande d'orgoglio non è solo il fatto che ho fatto un bel lavoro, è il fatto che il mio cliente mi vede come una risorsa, e questo per me è importante perché anche io sono un imprenditore e anche io voglio dire che questo sito funziona. E signori, questa è la buona notizia che vi avevo anticipato, quindi l'opportunità di avere gratuitamente il libro di Andrea Leti. Questo sito funziona, basta andare sul suo sito che è, come si chiama? www.andrealeti.it. E allora, signori, direi che è il caso di darsi da fare, perché ne abbiamo tutti bisogno di buoni consigli, facendo attenzione ai webabbari. Andrea, è stato veramente un piacere e stanno arrivando anche WhatsApp che ti ringraziano, perché ne abbiamo bisogno, come scrive anche Lucia, di buoni consigli in questo mondo sempre più complicato. Restiamo in contatto se ti va, perché qualcosa mi dice che ci saranno altre novità, perché hai una
grande passione in questo campo e porti avanti un'attività che ti fa apparire molto spesso per raccontare ciò che accade in internet. Ci risentiamo, ti va? Assolutamente sì, ti voglio ringraziare anche di questa occasione. Un piacerone. Alla prossima. Andrea Alla Leti, prossima, questo ciao. sito funziona. Ciao. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Hai visto l'Andrea Leti che regala il suo libro alle spese di spedizione, ma ne vale la pena. Però, sono le 11.24, dai che apriamo le linee. Chi vuole andare in diretta, signori, oggi siamo abbastanza leggeri, nel senso che non abbiamo il focus alle 11.30 e quindi è bello dirvi dai che vi ascolto. Chiamate 02 9294 7222 per commentare con me le notizie del giorno, che state già commentando alla grande tramite WhatsApp al 340 6709 659. Chiaro che mentre io vi parlo succedono cose. Una cosa che ci ha fatto schifo, avvenuta a Tivoli, 16enne violentata nella sala d'attesa della stazione. I pendolari lo bloccano e lo fanno arrestare. L'uomo senza permesso di soggiorno, avete capito di chi si tratta, era ubriaco. Le urla della minorenne attirano l'attenzione dei passanti che chiamano i carabinieri, sì, però lo stavano facendo fuori, nel senso che stavano regolando i conti per conto proprio, signori. Un signore del Bangladesh stava violentando una sedicenne. Non è finito perché mi state anche segnalando, e giustamente il sito di Repubblica è l'ultimo problema che si pone, dalla Francia 4 persone ferite a colpi di ascia e macete in metropolitana. Dalle armi utilizzate potrei anche scommettere su chi sia stato. 2 sono gravi, non è chiaro il motivo. Testimoni hanno parlato di una rissa all'altezza della stazione di Ozoir-la-Ferrière. Insomma, 4 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali gravemente, una ha perso una mano. Proprio quest'oggi alle 8 sarebbe scoppiata una rissa che ha coinvolto diverse persone per un motivo ancora sconosciuto. A una delle vittime è stata tagliata una mano, a un'altra è stata tagliata la testa con un'ascia. Avete qualcosa da dire? 029294 7222. Poi tanti WhatsApp che ringraziano prima di tutto il nostro Giulio Cainarca. Avete sentito la sua nuova trasmissione Auto da Fè che arriva a metà mattina, intorno alle 10 e fino alle 11. Lo Zoom è fissato su determinati argomenti che in rassegna stampa non trovano spazio e che giustamente vengono presi in considerazione dal nostro condirettore. Vespa che fa i complimenti alla Meloni, sì vabbè, vi ha strappato un sorriso, ma naturalmente è normale. Però qualcuno dice, uè, è l'inganno delle parole di Vespa, il consenso alla Meloni è rimasto tale e quale di chi l'ha votata, cioè il 13% degli aventi diritto. Perché? Perché non si tiene mai conto della grande astensione. Stai lì a guardare. Perché gli italiani non reagiscono? Perché sono fessi, tutti li calpestano, oppure sono troppo buoni ed educati, lo stesso tutti ne approfittano. Vi dicevo questa mattina abbiamo visto la sciagura avvenuta e sta diventando sempre più grande in Spagna e il fatto che ci siano state queste reazioni davanti ai governanti e io dicevo, quando è successo qua in Italia e purtroppo ne stiamo pagando ancora le conseguenze in certe zone, tutti buoni e tranquilli, nessuno ha protestato più di tanto, come mai? E io dicevo in cuor mio, chissà mai che la vera e propria protesta arrivi con il voto. Il 17-18 novembre si vota in Emilia-Romagna. Ma sentiamo chi vuole parlare. 029294 7222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Allora, visto che è il 4 novembre e una volta stavamo a casa anche da scuola, mi sembra, no? Almeno io. Ah sì?
Oggi si va, si lavora e anche si va a scuola, È tutto vero, è cambiato. è vero. Allora, io volevo fare una piccola partecipazione al monumento ai caduti in guerra, signor Semmi, Già. visto che nessuno lo ricorda, perché qua sembra che ci stiamo dimenticando anche della nostra storia. Allora, io voglio dire che ogni paese, ogni città ha il suo monumento ai caduti in guerra. Non importa, signor Semmi, che sia imponente, progettato, dico io, da un grande artista o invece piccolino, modesto, costruito alla buona con poche pietre, una lapide, una croce, una lampada votiva. Ciò che conta, infatti, secondo me, è il sentimento che ogni monumento testimonia. Io ritengo perciò che i monumenti ai caduti siano non soltanto un tributo d'onore e di memoria a quanti sono stati travolti dalla furia di una guerra, ma anche un ammonimento, signor Semmi, severo, crudo, come la verità agli uomini di ogni tempo. I monumenti ai caduti, infatti, recano non soltanto il ricordo delle vite spezzate e del sangue versato per la patria, ma anche l'avvertimento solenne che la strage può ancora ripetersi, che un'altra guerra può ancora distruggere, devastare e uccidere. È un monito, signor Semmi, e termino, tremendo, che spesso gli uomini sembrano dimenticare. Tutto qua, io lo saluto. Brava, e non se n'è parlato certamente. La festa del 4 novembre, il pensiero di Mattarella per i nostri militari in Medio Oriente, sono al fianco di popolazioni inermi, scrive Repubblica, mentre il Corriere ricorda che festa è il 4 novembre e soprattutto perché viene pagata in busta paga come festività soppressa. Ullala! Ma intanto sono arrivate le 11:30, come di consueto c'è la pausa. Ogni mezz'ora facciamo qualche minuto di pausa con una canzone indipendente, molto spesso sconosciuta ai più. Tra poco ritorniamo con le vostre telefonate allo 0292947222, ma anche con gli appuntamenti da non scordare, targati Lega e non solo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Ma buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Capite il mio entusiasmo di questo momento, siamo in piena raccolta delle olive, ma avete chiamato in tantissimi per quanto riguarda le confezioni di Natale. Vi ricordo il sito olioacerbis.com, se volete vederle potete ordinare anche da lì, oppure chiamate 030 68 40 408. Le nostre confezioni sono uniche, non si ripetono, non si trovano nei negozi. Chiaramente la base è sempre il nostro olio extravergine di oliva, poi tantissime altre cose, ma tutto che non si trova in giro, quindi regalate qualcosa di prestigioso. Ma ci tengo a dirvi che all'interno c'è sempre la poesia, una bellissima poesia in pergameno, insomma una cosa fatta veramente bene. Andate a vedere il sito olioacerbis.com o chiamatelo 030 68 40 408 per un regalo bello, intelligente, si faccia ricordare genuino. Chiamate adesso, dite ascolto Radio Libertà.
È una delle canzoni meno conosciute di Adriano Celentano, straordinariamente malinconica, ma ci piace ogni tanto crogiuolarci nella malinconia. In questo caso non era Adriano Celentano, ma uno showman, cantante, compositore, musicista, intrattenitore come Stefano Signoroni, uscito da poche settimane con una canzone intitolata La vita, anche questa una cover, ma in questo caso con Alessandro Ristori, un bel pezzo che ci ha riportato indietro nel tempo e che ci ricorda le serate che Stefano Signoroni porta avanti nei locali di tutta Italia, in cui si ricantano vecchi pezzi anni 50, 60, 70, trasmettendo cultura musicale, ricordi per noi grandicelli e vera e propria cultura per le generazioni più giovani che si appassionano anche a questa musica del passato. Bravo Stefano Signoroni, che trovate facilmente su YouTube con questo genere. Intanto sono le 11:37, ancora buongiorno. Tema libero, chi vuole entrare in onda con me in questo momento lo può fare parlando di quello che gli pare, basta chiamare 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 3406709659. Io ne approfitto anche per ricordare qualche appuntamento da non scordare targato Lega, e questo è sacro, signori, la cassola per l'autonomia. Dai, ci hanno riempito di pastasciutte antifasciste tutta l'estate e voi non andate alla cassola per l'autonomia. Qui siamo a Merate, in Brianza, il 14 novembre, guardate sul calendario, ore 20, alla trattoria La Cava di Cernusco Lombardone, siamo nelle Chiese, una bella idea stare insieme, parlare di autonomia e mangiare una delle specialità lombarde più famose, la cassola. Lo dico sempre, me la devo fare anch'io a casa, poi è un casino, no, compro quella già fatta dell'Esselunga, ma in questo caso il 14 novembre alle 20, trattoria La Cava, Cernusco Lombardone, iscrizioni aperte fino al 10 novembre, fatevi avanti, contattate la Lega di Merate. Altro appuntamento da non scordare, per questo venerdì 8 novembre invece siamo a Ceriano Laghetto, sempre zona Brianzola, al Major Bar Bistrò di via Campaccio. Si festeggiano i 40 anni di Lega con ospite Massimiliano Romeo. Questo venerdì 8 novembre a cena al Major Bar Bistrò di via Campaccio 3 a Ceriano Laghetto. C'è una chiamata 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Marco. Allora, hai portato l'esempio della ragazza iraniana stamattina. Da noi i nostri giovani bloccano le strade, imbrattano i monumenti per il cambiamento climatico. In Iran le ragazze e i ragazzi rischiano la vita in nome della libertà che non possono avere. Ma non era di questo che volevo parlare, semplicemente per dare il peso alle cose, no? Ecco. Mai come in questo periodo l'Occidente ha tanta voglia di dittatura e lo vediamo in tante cose. Chiaramente nei secoli scorsi la dittatura veniva fatta usando le armi. Chi era contro il sistema di potere veniva incarcerato e ammazzato. Oggi invece ti inducono con delle norme, delle leggi. Prova a pensare nel nostro piccolo a quante macchine, quante autovetture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 vengono buttate via, sebbene funzionanti, perché ci dicono che in nome del cambiamento climatico noi dobbiamo cambiare la macchina. Io sono uno di quelli che dovrà cambiare la macchina, sebbene la mia macchina abbia meno di 60.000 chilometri, perché mia moglie la usa per andare al paesetto vicino e basta, e sia perfettamente funzionante. Ci hanno fatto all'epoca, e tu c'eri già come me, mettere la marmitta catalittica perché inquinava. Come la mettiamo? Quanti motorini? Sammy, tu magari avrai avuto la Vespa da quindicenne, da sedicenne. Io avevo un tubolare 4 marce. Quanti di quei motorini hanno fatto decine di migliaia di chilometri e andavano perfettamente, adesso non ce li fanno nemmeno più usare perché inquinano? Quanto ci obbligano
a spendere per le nostre case. E questa è democrazia? È la democrazia che vogliono loro. In tutti i modi cercano di farci capire che non gli piacciamo perché noi magari siamo di un pensiero diverso e ci dicono che se andiamo al potere come destra noi siamo il fascismo. Ultima cosa, o il nazismo. Perché Hitler è andato al potere in Germania negli anni 30? Per colpa dell'austerità che la Repubblica di Weimar aveva imposto ai tedeschi. È arrivato uno che ha cominciato a dire questo non funziona, questo non funziona, questo non funziona, e i tedeschi gli sono andati dietro. Attenzione, perché sta succedendo la stessa cosa. In Germania non hanno ancora capito che a continuare a chiedere austerità, imporre austerità per le normative europee porterà la Germania, ma anche il resto dell'Europa, alla dittatura, quella che vogliono i cosiddetti democratici. Ciao Sammy, grazie. Grazie al Marco che ha vaticinato un futuro non proprio allegrissimo, ma lo stiamo quotidianamente vivendo, e l'esempio del cambiare la marmitta catalitica ai tempi e adesso cambiare l'intera automobile, che poi attenzione, noi la cambiamo, la vendiamo, ma non la buttano mica via, la rivendono tranquillamente in versione centro-sud Italia, dove si può ancora circolare con le vecchie auto, o certo in altre zone d'Europa dove se ne impippano altamente di un certo inquinamento. Ma non è mai inquinamento la controinformazione di Radio Libertà, signore e signori. Mi mancava, perché in questi giorni, essendomi spostato la mattina, c'ho fitto un appuntamento dietro l'altro, non riesco a trovare il tempo per lui, ma adesso finalmente l'ho trovato. Si è messo anche il gel quest'oggi, guarda, sembra o hai preso la corrente o hai toccato qualche filo. Ho preso la corrente. Hai toccato qualche filo. Ma lo faccio ogni mattina, soltanto che certe volte funziona meglio. Per tenerlo sveglio, no? Sveglio, esatto, solo per quello. Beppe Braga, il coordinatore del sito di Radio Libertà. Come va? Buongiorno. Adesso meglio, finalmente, quando riesco a incunearmi è un nei piacere meandri della tua trasmissione, sono sempre molto felice, perché finalmente mi invarino come chiunque vada al mulino. Si lo invarina. sai, il buongiorno si sente dal Varin, e quindi siamo qua anche oggi. Il buongiorno si sente dal Varin, sta diventando un florilegio. Sì, D'altra parte, florilegio non me lo dice neanche la mia amante segreta, guarda, proprio nessuno mi ha mai fatto un complimento del genere. Questo è un grandissimo onore. Grazie. Senti, parliamo del sito che stai mandando avanti con grande positività, soprattutto richiestissimo in questi momenti, perché sai, America, e ormai manca poco, siamo qua signori, se vince Trump, se vince quell'altro, non la nomino neanche, perché ogni volta che la nomino guadagno un punto e dico ma allora basta. Cosa sta succedendo, ma soprattutto dove punta quest'oggi il sito? Non tutti lo sanno, ma la nostra è una radio, la nostra è una televisione, ma la nostra è anche un sito di controinformazione che si chiama come la nostra radio, radiolibertà.net. Fateci un giro perché trovate roba che non vi aspettate. Qualche esempio? Allora, noi oggi abbiamo una bellissima apertura su una situazione drammatica, però davvero coraggiosa. Questa ragazza, questa studentessa che potrebbe chiamarsi Ao Daryaei, questa ragazza iraniana che all'Università Islamica Azad di Teheran, dopo essere stata ripresa dalla polizia morale di Teheran, perché in Iran esiste una polizia morale che va in giro e controlla non che le macchine siano parcheggiate non in divieto di sosta, ma che le persone siano vestite adeguatamente, in particolare le ragazze siano vestite seguendo la Sharia e quindi con i veli tutti quanti al loro posto secondo il religiosamente islamicamente corretto. Sappiamo benissimo che l'Iran è una teocrazia violenta che reprime i diritti civili degli uomini e soprattutto delle donne. In questo caso c'è stata questa ragazza che, ripresa perché probabilmente aveva un ciuffo scoperto rispetto agli hijab che doveva avere in testa, si è ribellata e si è spogliata di tutti i vestiti tranne la lingerie, quindi ha tenuto semplicemente la biancheria intima e ha incominciato a girare per l'università. Secondo le fonti degli studenti è stata poi avvicinata da un'automobile caricata a forza, probabilmente in maniera violenta,
su queste automobili, di lei non se ne è più saputo nulla. Ecco, ora, questo è il dato di cronaca, che già è drammatico in sé per sé, anzi tragico. Il commento del nostro direttore Giovanni Sallusti è che questa ragazza straordinaria, con questo suo gesto di coraggio che va oltre a qualunque immaginazione per noi occidentali, intellettuali da salotto, mette a nudo delle gigantesche ipocrisie del mondo privilegiato occidentale, cioè quello che noi chiamiamo il mondo libero, no? Questa ragazza mette a nudo il silenzio e l'inutilità di tutte le istanze dei nostri collettivi femministi, tutte le non una di meno, che fino adesso non hanno detto neanche una parola né su questa ragazza, né in realtà si vanno mai ad esprimere sulle condizioni in cui vivono gli iraniani e i giovani iraniani, ma anche non soltanto i giovani. E non solo, addirittura ci sono dei giornalisti italiani che hanno rilanciato semplicemente la tesi del regime, che è quello che questa ragazza è matta. Ora sappiamo benissimo, non siamo nati ieri, che tutti i regimi, a partire dal nazismo, arrivare a tutte le forme di comunismo, lo stalinismo, ma anche le forme di oggi, no? Chiudono dietro il guscio della follia ogni forma di dissenso. Adesso non si è mai visto un paese libero dove una che ha dei disturbi mentali la si arresta, la si picchia, la si violenta, perché le voci purtroppo che riguardano questa ragazza non sono delle più rosee sul suo destino in questo momento. Ecco, quindi questo delegittimare il dissenso attraverso la follia, no, è proprio un classico dei totalitarismi. In realtà questa ragazza ha dato a tutti noi delle lezioni piuttosto evidenti, no? Non solo il fatto di mettere a nudo l'ipocrisia delle femministe da salotto, che no, si scagliano contro il patriarcato nell'unico angolo del mondo che è l'Occidente, dove il patriarcato non c'è più. E fare la battaglia delle disidenze, andare a cercare in tutti i siti e negli spot TV qualche segno di macismo da stigmatizzare, no? E poi dopo tace di fronte alle tragedie vere, quella collettiva che è quella dell'Iran e quella singolare che è quella di questa ragazza. Ecco, e per non parlare dei nostri dotti analisti, no? Quelli con il sopracciò, no? Che dipingono grandi scenari geopolitici in cui l'Iran viene trattato alla pari di un attore come tutti gli altri, no? Come se questa contrapposizione con Israele, a questa contrapposizione corrispondesse anche una parità valoriale, no? Una birra media, no, e si muovono i propri carmatini. Le cose non stanno così, no? E quindi questa ragazza, fra l'altro, invece, che segna un esempio gigantesco, clamoroso, rimbalzato su tutti i media di tutto il mondo, no? Immaginiamo avrà apprezzato il messaggio invece di Netanyahu quando dice: voi eredi della grande tradizione persiana non ve meritate questa tirannia orrenda che è quella degli ayatollah, no? Che poi sono anche i mandanti di tutte le canaglie tagliagola che sono quelle che sono sparse per il Medio Oriente, che stanno aggredendo, tenendo circondato costantemente Israele, no? Mentre invece immediatamente è una vulgata classica, no? Il fatto di dire che Israele deve smetterla con questa tragedia, questa carneficina che non ha innescato lei, non ha innescato lui. Ecco. E ricordiamo che proprio in queste ore è attesa la festa che l'Iran vorrebbe fare a Israele, anticipando quelle che sono le elezioni americane per non influire sul risultato. Certo. Ma guarda che anche sui nostri giornali oggi, i giornaloni, quelli del politicamente corretto, quelli del mainstream, continuano a dipingere Trump come il vero pericolo per la democrazia mondiale, no? Che alle elezioni vinca Trump, no? Cioè, la stampa addirittura mette in prima pagina un titolo dove si parla della destra religiosa che reprime le donne, e tutti dicono: si sta parlando di Iran? No, si parla dei repubblicani americani che votano per Trump. Quindi c'è uno strabismo divergente che è clamoroso, no? E mentre noi continuiamo
a macinare fuffa da privilegiati, ci sono dei ragazzi coraggiosi che sono capaci di mettersi in reggisene e mutandine semplicemente per protestare contro un ignobile regime. Quindi una ragazza che rappresenta la voglia, grande voglia di cambiamento che c'è in Iran, ma che viene assolutamente messa in sordina e zittita con i metodi più violenti che conosciamo. Sito di Radio Libertà, signori, non solo questo. Cos'altro ci segnali che possa titillare la curiosità Ma noi dei siamo alle nostri porte ascoltatori? delle elezioni americane, noi faremo anche uno speciale mercoledì all'indomani della chiusura del voto e quindi parleremo ovviamente anche domani, seguiremo perché è veramente un core business del mondo le elezioni americane. E c'è una cosa che ci ha anche inquietato, di cui abbiamo parlato anche ieri, che i fronti di guerra non portano ancora buone notizie assolutamente, perché la presenza segnalata di truppe nordcoreane in Ucraina a fianco dei russi in realtà è una novità di cattivissimo auspicio, perché può paventare una possibile saldatura del fronte europeo e quello del Pacifico, no? Con il rischio che le tensioni fra gli Stati Uniti e la Cina, che sono le due grandi superpotenze, possano deragliare in una dinamica anche fuori controllo. Non dimentichiamo che la Cina il regime nordcoreano è una specie di bad company della Cina, no? Del regime cinese, e la Cina ha dei forti interessi su Taiwan che sono come dire, controversi e contrastati, e questa come dire, questo intervento di truppe straniere estranee al conflitto in maniera diretta è una cosa che non fa ben pensare, anche perché nel frattempo nello scenario medio orientale non è che stia meglio, no? No, perché è vero che gli esperti di geopolitica dicono che si fermerà, cioè lo scontro diretto fra Israele e Iran si fermerà sul 2-2, non ci saranno ulteriori escalation, però in realtà c'è stato un consulente militare di Khamenei, che è la guida suprema dell'Iran, che ha detto che potremmo cambiare la nostra dottrina nucleare, e la cosa si è fatto saltare il cappello in testa, perché fa pensare che al di là di quello che noi pensiamo, cioè che Teheran possa diventare presto una potenza nucleare, in realtà abbiano già un'arma, abbiano già capacità militari nucleari, no? E che aumenterebbe moltissimo il pericolo, visto che è dal 1979, cioè da quando Khomeini, chiedo scusa, è andato al potere rovesciando lo Shah, che il regime di Teheran ha messo in agenda come prima voce dell'agenda l'eliminazione dalle carte geografiche dello Stato di Israele. No? Allora, a questo punto, perché parliamo ancora delle elezioni? Perché Donald Trump ha già dimostrato nei 4 anni in cui è stato presidente degli Stati Uniti di riuscire ad azzerare le crisi o comunque tenere molto a bada i focolai bellici. Putin non ha mosso una virgola nei suoi 4 anni. Kim è stato messo, come ricorderete, in più riprese, è stato messo all'angolo in condizioni di pensare che forse era meglio non andare tanto a stuzzicare, no? E quindi la capacità di Trump di mettere sul piatto la potenza militare e geopolitica degli Stati Uniti per pacificare, no, dei fronti che altrimenti rischiano di andare fuori controllo, ci fanno dire, ecco, go Donald, go. Ecco. Non dimentichiamo gli accordi di Abramo, fra l'altro, in Medio Oriente, no? Che sono stati voluti grazie a Trump, no? Dove gli stati del Golfo, i paesi del Golfo, infatti voi non avete sentito i paesi del Golfo nel conflitto in atto in Medio Oriente dire qualche cosa, no? Addirittura col coinvolgimento dell'Arabia Saudita, che e tutto questo, tutte queste mosse, tutti questi passi che sono stati fatti sotto l'amministrazione Trump sono stati passi mossi nell'idea e nella direzione di una pacificazione che però avesse un senso, ecco, senza una resa. Ecco. Quindi ancora una volta pensiamo che sia molto utile, diciamo, non è l'eroe che ci meritiamo, ma l'eroe di cui abbiamo bisogno, no? Facendo dotte citazioni da Batman. Ecco, quindi Trump ok, vinci.
Stiamo a vedere cosa succede, ma certamente se cercate quello che non c'è su alcuni quotidiani, fate un giro sul sito di Radio Libertà e cercate la nostra controinformazione, partendo magari anche da qualche diretta di Radio Libertà con le vostre voci che trovano spazio proprio nella controinformazione quotidiana della nostra emittente. Grazie a chi coordina tutto questo, Beppe Braga. Grazie buon a lavoro. tutti voi, grazie Sammy, a presto speriamo. A presto sicuro, certamente, e a presto anche da parte mia, minimo, è arrivato quasi mezzogiorno, me ne vado, ricordandovi però un ultimo appuntamento carino per chi ci segue dall'Emilia Romagna, lo sapete, 17-18 novembre si vota e potrebbe esserci qualche sorpresa, chissà. Beh, vi segnalo per questo venerdì 8 novembre alle 15 un caffè con il generale. E sapete quale generale? Saranno presenti l'eurodeputato Roberto Vannacci e il candidato regionale della Lega Stefano Bargi. L'appuntamento per questo venerdì 8 novembre alle ore 15 è presso Baia del Re, via Vignolese 1684, Modena. Chi è in zona, spargete voce. Questo venerdì 8 novembre, ore 15 a Modena, con Roberto Vannacci e il candidato della Lega Stefano Bargi. Da Sammy Varin è tutto, io torno domani, puntatevi la sveglia, ore 7:30.